Buonasera amici di Rugby House, puntata speciale. Siamo con un padovano redento e uno che adesso dobbiamo portare sulla retta via. Ci stiamo lavorando da un po', non so se ce la facciamo. Intanto lo portiamo qua e con lui condividiamo un po' di tempo e un po' di tempo anche al terzo, ovviamente, tempo che è fondamentale. Alberto Chillon con noi e quello redento ovviamente. Benvenuto Alberto. Buonasera. Simo, io ci provo da anni, pian piano ti ci porterò sulla retta via. Dal mattino di Padova, Simone Varrotta, ciao, benvenuto. Ciao a tutti. Allora Alberto, parliamo di derby. Derby, non dico che conta perché anche quello di Coppa conta, derby è un derby, ma è sempre una partita speciale, soprattutto quando si parla di campionato. Dobbiamo anche un po' valutare questo match sulla scia di quanto è stato il match di Coppa. Quali sono i feedback che abbiamo avuto e quali sono anche le argomentazioni e gli spunti che state trovando in settimana per affrontare questa partita? Per quanto riguarda il match in Coppa, ci sono stati ovviamente due elementi a nostro sfavore, due gialli, ma per il resto secondo me eravamo in partita, ce la potevamo giocare benissimo e anzi potevamo puntare alla vittoria. Dopodiché ovviamente per sabato ovviamente pensiamo a cosa abbiamo sbagliato, a cosa dobbiamo migliorare, ovviamente la disciplina e altre piccole cose che stiamo allenando, stiamo facendo bene e vedremo sabato. Con calma cerchiamo di ottenere tutto, questo è un po' il punto. Simone, grande euforia a Padova, eh? Vuol dire aria frizzante, c'è positività, foto post vittoria nel derby. Sono segnali che una volta si vivevano di qua, adesso li vivete di là. Sai, dopo 2 anni di digiuno, credo insomma fosse anche come dire, il momento di lasciarsi un po' andare, giustamente festeggiare. E c'è euforia sicuramente, insomma, c'è la consapevolezza che la squadra quest'anno è di qualità e ha anche i numeri, ha una panchina molto ampia che dovrebbe permettere insomma di coprire bene ogni ruolo più avanti. Devono ancora entrare in gioco alcuni giocatori importanti, vedi l'australiano di origine samoana Afualo che è prossimo a rientro ma non dovrebbe farcela per il derby, e per il resto insomma ovviamente si spera nel bis, il plebiscito ha portato fortuna, chissà che venga anche un po' più di gente. Infatti, su questo c'è stata una grossa campagna promozionale del Petrarca sui giornali, attraverso i social, eccetera, ma il numero di persone al plebiscito era insomma insufficiente, ecco, per la mole di lavoro svolto. Sì, parliamo di un 2000 persone, che è un dato buono insomma per il campionato di eccellenza. Chiaramente insomma io credo che per i giocatori sia anche un bel colpo d'occhio, comunque tanti o pochi, vedere una tribuna bella come quella del plebiscito. Bellissimo, styling veramente bello. Insomma con colori, striscioni, tamburi, coriandoli, insomma è sempre una cosa particolare. Certo insomma c'è nostalgia di 10, 15, 20 anni fa, quando ancora i derby erano questioni da 6-7 mila persone, sicuramente. Insomma, la speranza, e la società sta lavorando molto anche in questo, insomma è riuscita comunque a riconvogliare interesse sul centro Geremia. Adesso vedremo come se la gestirà questa cosa anche del plebiscito, perché insomma avrai saputo che ci sono stati dei lavori di ammodernamento varati dal comune anche in vista di un ingresso del calcio a partire dal 2017. Al Petrarca è uscito anche sui giornali, è andato a firmare insomma alcuni giocatori a sostegno di di questo piano di rilancio, perché ovviamente quello è l'impianto dei grandi eventi per il rugby a Padova, certo, di club. Poi ovviamente c'è l'Euganeo, ma quello è un altro discorso. Abbiamo visto che ha potuto funzionare bene e non a caso ci sarà Tonga, quindi insomma ecco. Ecco, veniamo noi Alberto, facciamo un passo indietro, andiamo a rivedere un attimo il film della partita con Calvisano, una partita che abbiamo buttato le ortiche proprio negli ultimi minuti, un peccato perché ce l'avevamo in mano. Che insegnamento ci può dare questo match? Sicuramente che finché l'arbitro non fischia alla fine la partita non è vinta, e abbiamo fatto 2 o 3 errori alla fine, negli ultimi minuti, che purtroppo ci sono costati cari. E al di là degli errori individuali, che può essere quello di Lucio, nel senso, sono errori che alla fine sì, contano, ma alla fine conta di più come abbiamo giocato e come abbiamo affrontato gli ultimi minuti, l'ultima mischia, le ultime difese che potevano andare molto meglio.
Quindi è un discorso più sull'approccio generale, non tanto l'errore singolo, che è fondamentale anche questo per capire. Sì. Un Petrarca invece che arriva con dalla vittoria con Mogliano, abbastanza rassicurante, probabilmente anche un Mogliano un po' più in crescita rispetto all'inizio stagione, o sbaglio? Sì, è un Mogliano che tra l'altro ha messo in campo molti giovani, ha dato un po' di spazio al turnover, che pur pagando sul piano fisico il confronto sia in mischia e sia nei punti d'incontro col Petrarca, alla lunga ha mostrato di avere un gioco a largo veramente, veramente ben strutturato ed efficace, con belle linee di corsa, passaggi rapidi sempre sul tempo, e ha fatto così 2 mete da situazioni di prima o seconda fase, con un Petrarca magari già pago del bonus, ma tanto di cappello, palle portate a larghe con sostegni eseguiti benissimo, e mi pare di poter dire che è una squadra che a ranghi completi ci dovranno fare i conti tutti sicuramente. Il Petrarca ha dato l'impressione di poter tranquillamente prendere in mano il match, però a un certo punto ha cominciato un po' ad avere le idee confuse sia in attacco e poi in difesa, ha mostrato alcune lacune, forse un po' di rilassamento, deconcentramento. Ecco, queste erano le 2 partite della settimana scorsa, Rovigo con Calvisano, il Petrarca con Mogliano. Andiamo a rivedere quella della FNCZ Rugby Rovigo Delta in casa, qui allo stadio Mario Battaglini, e poi ci tufferemo nello specifico sul derby che avrà luogo fra 2 giorni a Padova. Amici e Valli, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo per il secondo turno di IPCR Qualifying Competition. Di fronte la FNCZ Rugby Rovigo Delta e il Patarò Calvisano. Con noi Rocco Salvan. Ciao Rocco, bentornato. Buongiorno a tutti, ciao Andrea. Come vedi, anche qui una situazione di gioco che si ripropone contro Rovigo. La possibilità dell'intercetto. Giochiamo sempre molto alti, la linea difensiva di Calvisano spara molto e noi rischiamo sempre questa situazione di gioco, no Rocco? Sì, ma qui è stato probabilmente il passaggio è stato un po' forzato, però alla fine è andato bene perché non è stato né intercettato e neanche è stato perso il pallone. E mentre è molto interessante il gioco successivo con la conquista di terreno e non solo, ma Rovigo che torna anche in possesso del pallone nei 22 avversari. Ha giocato veramente sul tempo l'ala di San Donà. Nel frattempo vediamo Stefan Basson che ciabatta un po' la trasformazione, ma vedremo se sarà la possibilità di scontrarsi anche per loro. Pasini, muove Vale, Matteo Ferro centralmente. Edo Lubian, attenzione, Rovigo si può distendere con Roscoe McCann, il sostegno esterno di Stefan Basson. Scivola McCann, un placcaggio di passare per l'Italia, ma sono state meteore, e invece Stefan ha comunque negli anni assicurato, al 50esimo, al 60esimo, anche chi magari è un po' meno dotato fisicamente può fare la differenza grazie antisportivo, anzi c'è andato in maniera rude ed efficace. Stefan al piede, la direzione era buona, la potenza no, delle scarpe che sta usando in una maniera quasi... Sbaglia ancora, non è da Stefan, forse le scarpe vanno cambiate. Ruffolo, andiamo a impostare il drive, cade subito l'avanzamento rosso-blu. Ho qualche dubbio su questo intervento difensivo di Calvisano. Sì, abbastanza scomposto direi. Calcio dietro la prima linea per Majstorovic e in qualche maniera la tiene Majstorovic e c'è la meta, ha lasciato giocare. Dennis riesce a mantenere viva e comunque esce direttamente. Non è che lui si aspettava la salita a rush della difesa calvina, quindi non una copertura dietro. Però la decisione, quella di calciare, l'aveva già presa, per cui nel momento in cui l'ala poi rimane dietro deve avere il piano B, no? Certo, deve adattarsi a quella che è stata la difesa altrui. E probabilmente lo schieramento offensivo di Rovigo non era per poterlo giocare quel pallone. Attenzione Calvisano al largo, arriva alla meta, Calvina, penso sia Zilic. Non è semplice la trasformazione per il livornese. Non sembra male stavolta però, Infatti la mette, così fa, Alberto Chierci però ancora lui. È duro lo scontro, ma c'è la pressione di Guido Barion, sale a difesa rosso-blu, muovono l'ovale i giocatori Calvini in maniera non ortodossa sicuramente. Tui Vaiti
accade, riesce a mettere a disposizione in qualche maniera l'ovale, altrimenti c'erano le mani dei difensori rossoblù pronte a scippare la palla al neozelandese. Prova Cicchinelli, Alberghini muove l'ovale fuori per Dalzilio, che riesce a far fuori Denis Majstorovic. Sì, sfruttando un mezzo velo del compagno che gli stava davanti. Tuivaiti per Paz, ancora giocano i Calvini, questo va messo giù al largo, attenzione Lusandre Luz, meta del Calvisano. Portarsi in vantaggio per la prima volta in questo match. È stretta, trasformazione di Chiesa, l'ha fatta sua. Vediamo ancora Mantelli, sale la difesa di Calvisano, muove al largo per Stefan Basson, prova Stefi, è rincorso dai giocatori del Calvisano, non c'è nessun tipo di sostegno, però riesce a rimbalzare. Qua diciamo ha fatto un po' di tutto su Stefan, qua possiamo muovere al largo il più possibile. Mamma mia, c'è una situazione di gioco che poteva favorire alla grande i giocatori rossoblù, non siamo riusciti a sfruttarla. Riproviamo, ancora un Denis Majstorovic, prova lui, uno float che non era male, non ha ricevuto un sostegno. C'è il giudice di linea che alza la bandierina, probabilmente vorrà ravvisare qualche irregolarità da parte di Calvisano, crediamo. Probabilmente sul placcaggio a Basson di prima. Qua viene imbragato bene le seconde 2 partite in campionato. Parte Stefan Basson, sembra buona trasformazione di Stefan sulle bandierine. Si prende responsabilità di questo calcio e lo sbaglia. Eh sì. Vediamo Mantelli, palo di Mantelli, giochiamo questo ovale, non riusciamo. Pronto anche Ortiz, l'introduzione di Rovigo sembra vincente. Stefan solitamente questa la fa anche bendata, E così è. E qua c'è, mamma mia, e qua bravo Edo Ruffolo. Pensavo che ci fosse indecisione fra Ruffolo e Pavanello, forse in realtà così non è. Distendiamoci. Che brutte cose. Che brutte cose. Che brutte cose. Meta di Susio. Un po' va a vanificare tutto il lavoro fatto durante il match da parte di Rovigo. E Branco ne metterlo giù. Paz. Porta chiusa. Sì. Qui bravo Brancoli a mettere pressione. Tuivaiti messo giù da Balboni e Boggiani. Attenzione al largo. Enrico Lucchin. Altra fase per Calvisano. Dentro i 22 rossoblù. Prova il drop Chiesa. E mette il drop Chiesa. E finisce il match con la vittoria di Calvisano su Rovigo. Bentornati in studio, Rugby House pre-derby, Petrarca Rovigo. Simone, nella partita di Coppa abbiamo visto comunque un Alberto Chilon, non posso parlare con lui di queste cose, devo parlarne obbligatoriamente con te, veramente in palla, che tra l'altro voglio dire si deve confrontare con uno dei numeri 9 decisamente più importanti, campionato d'eccellenza, tra l'altro forse l'unico straniero anche che le squadre più importanti hanno in questo slot. Una partita che Alberto ha giocato benissimo l'andata, come vedi un po' questo scontro fra numeri 9? Direi sarà una delle questioni tecnico-agonistiche del match. Insomma, Alberto ha fatto vedere in Coppa insomma, tutte le sue qualità e devo dire che in sala stampa, affollata tra l'altro di colleghi di Rovigo, per gran parte del match eravamo certi di dare il man of the match a lui, poi si è deciso di premiare un petrarchino, insomma, ma questo non toglie nulla veramente ad una partita da incorniciare, insomma, te l'ho già detto. Jeremy Sua, insomma, è sicuramente uno dei motori del Petrarca. Cavinato nel post partita ha detto insomma, chiaramente oggi non sono contento di come abbiamo giocato, abbiamo fatto tanta confusione, molti non si sono espressi al meglio, c'è chi addirittura trotterella. Certo, quando hai una mediana insomma, di livello come Sua e Nicora, ti toglie anche tante castagne del fuoco.
è un Petrarca che al momento, per come si è visto, fa fatica a prescindere da Jeremy Sua e da Nicora nelle gestioni proprio della regia. È andata bene con Ragusi a Roma contro la Lazio, che però, insomma, con tutto il rispetto, non è un avversario di pari livello. E poi Simone non è un uomo d'ordine come può essere Nicora. No, È più è un genio e sregolatezza. È un Simone ottimo Ragusi. utility back che si può calare con ottimi risultati in almeno 3 o 4 ruoli, però cioè, quel ruolo non lo inventi, c'è Tra poco da l'altro, fare. Su anche a livello difensivo è stato molto importante a Padova, perché tra l'altro anche in difesa da Touche non stava dietro, ma si componeva praticamente con la prima linea difensiva, per cui avevate notato, no? Queste... Sì. Una particolarità che comunque un po' di squadre fanno in eccellenza ultimamente, e nel senso, basta adattarsi e si risolve tutto. E qual è la soluzione tipo di fronte a questa difesa? Sabato La vedremo? sì. Ecco, bene. Sicuramente ci sarà qualcosa. No, è interessante questa cosa, no? Anche per notare anche quelli che sono gli atteggiamenti difensivi e offensivi delle varie squadre. Un Petrarca, Simone, che sta comunque lavorando su un entusiasmo abbastanza diffuso, come dicevi tu. Ci sono tantissimi italiani. Secondo te, oltre a Alberto Sua, un'altra sfida che potrebbe essere interessante per questa partita? Ma l'abbiamo citato e insomma Ragusi se giocherà secondo centro, secondo me con Majstorovic potrebbe dare insomma scintille. Ci sono comunque varie opzioni, rientrerà anche Favaro, rientra Simone Rossi, per cui insomma poi c'è sempre comunque l'incognita della prima linea. Abbiamo visto che c'è stato molto equilibrio, soprattutto nel primo tempo, poi forse il Petrarca ha un po' preso in mano quel fondamentale che insomma fa comunque sempre la differenza, anche soltanto nel dispendio di energia, andare indietro Conta parecchio. conta molto. Alberto, secondo te quali potranno essere le chiavi di questa partita, di questo match? Purtroppo sarò ripetitivo, ma la disciplina è una chiave che a noi serve molto e dobbiamo essere veramente concentrati e pensare al nostro, fare le cose fatte bene e soprattutto fare pochi falli. E dopo per il resto io direi, se noi facciamo come siamo in grado di fare, cose semplici fatte bene, il sostegno e soprattutto il possesso, riusciremo a fare una bella partita. Ecco, qual è la percezione, Simone, che a Padova hanno di questo Rovigo, di questo momento del Rovigo? Ma c'è sicuramente molto rispetto e questo non può essere diversamente. C'è anche insomma, la consapevolezza che Rovigo non ha più alcuni buoni giocatori, ottimi giocatori che gli hanno permesso di vincere il titolo lo scorso anno, a partire da Bernini, che adesso è al Petrarca e sta, a mio giudizio, facendo bene, si è inserito e credo sia anche abbastanza in forma, abbia voglia di dimostrare cosa vale anche in questa piazza. E, che dire, si sa che comunque il derby con Rovigo è anche tanto sempre una questione di atteggiamento, no? di attitudine a uno scontro che insomma rimane la sfida più bella del rugby italiano, almeno insomma a livello di club. Ecco, Alberto, una cosa, qual è la percezione che noi abbiamo del Petrarca? Perché nel primo tempo a Padova ho avuto personalmente, poi magari mi sbaglio, tu mi confermerai, quasi la sensazione che avessimo anche l'opportunità di spingere un po' di più nell'acceleratore e creare un solco un po' più ampio sul Petrarca e si è stati un po' più contratti, quasi temevamo un Petrarca più in palla, o sbaglio? No, beh, di certo ci aspettavamo una buona squadra, una grande squadra. E c'è da dire che a Padova abbiamo sprecato 2 occasioni abbastanza semplici e quindi vabbè, già là il gap poteva essere diverso. Però ovviamente ci aspettiamo una squadra forte come ha dimostrato di essere, però penso non superiore a noi, quindi una partita da giocare. Molto chiaro, sintetico, dice le cose come pensa, come qui rappresenta ovviamente la squadra, Alberto, quindi ovviamente dice il tuo pensiero, ma quello di tutto il club. Allora,
Facciamo una cosa, noi in questi giorni abbiamo avuto come ospite anche Conor O'Shea, il CT della nazionale italiana, sono momenti in cui ci sono le varie convocazioni per i test match, per gli emergenti. Tanto Simone è stato testimone, no? Di questa boutade sugli emergenti, insomma un po' fuori luogo secondo coach Cavinato, no? Fuori luogo, cosa devo dirti? Insomma, è stato molto duro nei toni, insomma, nel post partita del match con Mogliano, insomma, è partito diretto contro Il timing più che altro delle il convocazioni. timing delle convocazioni. Lo ha molto irritato, ha detto, insomma, ha fatto un discorso anche generale, non soltanto legato alla situazione del Petrarca, ha detto che mettere il raduno degli emergenti nella settimana prima delle sfide tra le semifinaliste dell'anno scorso, quindi Petrarca, Rovigo, Mogliano e Calvisano, è irrispettoso per il lavoro che svolgono i club, insomma questo è il suo parere. E poi si è spinto un po' più in là, è andato a toccare anche nel merito alcuni criteri, però insomma questo penso sia sempre opinabile. Punti di vista. Punti di vista, insomma, sicuramente posso capire che avere un giocatore che sai che deve andare al raduno magari come dire, si salvaguarda un po', non ti rende al massimo nella partita in cui tu lo schieri, che magari ti era stato detto che non era veramente oggetto di... Quindi posso capire che si senta da un certo punto di vista snobbato, e lui questo non... L'ha esternato. L'ha esternato. Ecco, a proposito di punti di vista, andiamo a sentire attraverso i nostri microfoni il punto di vista del nuovo CT della nazionale italiana, Conor O'Shea. Penso che la squadra nazionale italiana durante gli 90 è più professionale di altri paesi come l'irlandese, e anche giocato con confidenza, perché quando ho guardato ai giocatori Gardner, Giovanelli, Katita brothers, Dominguez, Troncon, Stoic, all these incredible players, Vakari, giocatori incredibili, in un gruppo speciale durante gli 90. Spero che questo gruppo diventare più meglio del gruppo di 90. That's what I want. Voglio che nostra sfida per questo gruppo è meglio del gruppo di 90, and then winning will happen. Penso che non a lack of professionality, è più professionale in altri paesi al momento, e è qualcosa se dobbiamo cambio. We must change. Se cambio niente, nothing will change. So è molto, molto importante che penso che il sistema, ci sono molti giocatori con molto potenziale, è fantastico per me, perché venire qui oggi è altro club eccellenza, e la struttura, facilità in molti posti è fantastic. But it's molto importante che tutti lavorare insieme. We must. Molto importante che abbiamo una squadra nazionale forte. Vincere è mia responsabilità, la responsabilità della squadra è prestazione. So I think we have lots of good young players. Abbiamo molti giocatori giovani che hanno molto potenziale, e dobbiamo creare un ambiente per questo gruppo to fulfill their potential, loro potenziale. So I'm excited perché sono molto eccitato, perché abbiamo i giocatori, ma abbiamo molto a fare di cambio nostra prestazione sul campo. Dobbiamo guardare a questo gruppo sul 20 questo anno, perché penso che è un gruppo molto forte, è differente, molto giocatori l'anno scorso anche giocano ancora in questa squadra. So
Anche il culturo in Italia, il sistema in scuola è differente, so i ragazzi finiscono un anno dopo gli altri in Inghilterra, in irlandese, so è differente qui, ma penso che il sistema è tutti con i giocatori. It must be about the player. And al momento we don't give non dare everything to tutti ai giocatori, qualcosa ai giocatori. So psicologia, specialist skills, abilità speciale, conditioning alla giusto livello, and it's non 18, it's fantastic qui in Rovigo, so il sistema al momento per i 14, 15, 16, 17, it's a system per non un anno, it's an anni giovani, so from a young age we must, and then un sistema per i giocatori quando finiscono a 18, 19, 20 o sul 20 un programma competitivo per il giusto livello anche. So I think it's everything, but ci sono molto buono. There's a lot of really good stuff. The system is not bad. We must make it better. Dobbiamo fare molto meglio. I giocatori they must play, devono giocare ogni settimana a eccellenza, francese, internazionale under 20, ma no, non necessario. It's the right, il giusto livello per un giocatore. That could be per un giocatore 18 gioco per francese, play for Treviso, or for un giocatore 22, 23 play eccellenza perché un pallone. Differente persone sviluppa differenti momenti. So it's everything, but non pensare troppo, like too much, di più, non pensare di più. Molto è buono, ma if we keep doing the same thing, non cambio il risultato anche. So we must change. So spero sono giovani e posso permettere di vedere il cambio durante i prossimi anni. Again, sistema. Abbiamo due squadre and devono più competitivo, devono essere più competitivo per noi, perché i confidenza dei giocatori ma penso che abbiamo abbastanza di giocatori italiani per i due squadre, ma anche we must identify, dobbiamo identificare di giuste persone straniere come me, spero, di fare una differenza in franchigia anche, perché per cultura, look, Rovigo e Petrarca, i giocatori che giocano per questa squadra 90, 80, like the right people, i giuste persone, aiutare e sviluppa il nostro giocatore anche. So che abbiamo bisogno di trovare 2, 3, 4, 5 nuovi giocatori, maybe forse sul sistema al momento, forse sviluppa durante i prossimi 2 anni. Il nostro sistema è underage, eccellenza, franchise, nazionale. So dobbiamo fare eccellenza più forte, franchise più forte e poi la squadra nazionale è forte. So che Kieran e tutti a Treviso sono molto contenti. In fortuna hanno un brutto tempo
per lui, ma lui ha una buona giocatore e molto vicino alla squadra. Andrea Lavotti gioca molto bene ogni settimana e voglio anche vedere Sami Panico ancora, perché non in franchise, gioca per Calvasano, ma è un giocatore con qualcosa di differente con la palla, e molto per lui a fare e sviluppa, ma Quaglio è molto vicino alla squadra nazionale al momento. Molto è la ragione per essere qui oggi. È facile, è duro quando arriverò a una partita al weekend, incontrare e conoscere tutti meglio. È meglio per me di incontrare con gli allenatori e vedere le giocatori e capire meglio i giocatori nel sistema. That's il problema per me al momento, it's a steep learning curve. Non so in italiano, non so molto in italiano, ma no, it's a steep learning curve. Penso che l'inizio di questa stagione lui è fantastico, ottimo per Treviso, e non vedo l'ora di lavorare con lui settimana prossima in nostra prima raduno. Per me è it's fantastic per l'eccellenza, per Revigo, la Quaglione, Bronzini, ma that shows e mostrare le possibilità. Ultima parte di Rugby House, è stato un piacere parlare con Connor O'Shea, che un po' ha spiegato qual è il suo punto di vista e il progetto che vorrà sviluppare qui in Italia. Speriamo che i risultati ovviamente siano migliori di quanto avvenuto in passato. E andiamo subito a dare voce ai tifosi. Sapete che ogni settimana potete mandare i vostri messaggi, postare le vostre domande all'ospite che abbiamo qui in trasmissione. Quindi Alberto, tu hai avuto un po' di domande, a dire il vero, domande, affermazioni, insomma. Alcune di queste sono già state, affrontate nel corso della trasmissione, ma c'è Silvia che dice: quest'anno che per te sei, il mediano, che è probabilmente con più spazio, che hai più tempo, no? Nel senso, riesci a giocare maggiormente. È cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso o meno? No, è cambiato che ovviamente ho più possibilità di farmi vedere e di giocare, quindi di amalgamarmi con la squadra, con trovare i timing giusti con Lucio, e rispetto all'anno scorso che purtroppo c'erano alti e bassi, giocavo, non giocavo, quest'anno mi sento bene, gioco, Gio mi fa giocare, quindi speriamo di continuare a far bene e di continuare a giocare. Ecco, poi c'è Andrea che dice: sei un grande mediano per il campionato di eccellenza, tutti i vari intercetti sono da imputare a poco allenamento, difficoltà a capire le giocate, peccati di presunzione, cos'altro? No, non c'è da imputare niente a nessuno, noi ci alleniamo bene e sappiamo quello che vogliamo fare, semplicemente è un errore individuale, cioè nel senso un errore che ci sta, ci può stare. L'importante soprattutto è come reagiamo dopo, come è successo sabato. A parte che mancava poco tempo, comunque la reazione non è stata delle migliori, quindi successo il fattaccio, dobbiamo cancellare, ripartire e pensare a far bene. Ecco, tra l'altro in questo proprio anche nuovo sistema un po' di gioco che ha Joe, per cui siete molto responsabilizzati, è ovvio che ci sta anche insomma, ogni tanto sbagliare, come dicevi tu, è più la reazione che preoccupa più dell'errore stesso. Tra l'altro, collegandomi a Connor O'Shea, c'è un aspetto interessante, nella nazionale abbiamo visto, parlavamo di numeri 9, Giorgio Bronzini convocato in nazionale, quindi è strano sto mondo, no Alberto? Però il treno può passare 2 volte. Sì, guarda, sono molto contento per Giorgio, se lo merita, sta facendo benissimo a Treviso, quindi ben venga. No, dico, il treno può passare 2 volte, questo riguarda anche te ovviamente. Sì, hai ragione. Avete la stessa età tra l'altro. Sì, quindi. stessa età, ovviamente dipende tanto da me, io mi impegnerò al massimo, farò il meglio in campo e dopo
Speriamo, vedremo. Ovviamente la chiamata dovrà essere direttamente dall'eccellenza, non è che Alberto deve aspettare andare in Pro 12 per essere chiamato. Strano. Ma se l'anno prossimo capita, non succede niente. In che Vado senso? volentieri in Pro 12. No, giustamente, no, è giusto, e noi lo vogliamo. L'importante è che manteniamo quel loghetto tricolore sotto il logo ufficiale. Simone, è strano sto meccanismo però. Giorgio Bronzini giocava anche meno di Alberto nello slot numero 9, viene visto da Treviso crede in lui, gioca, un'ottima prestagione, convocato in nazionale. Sai, da un lato c'è bisogno di dare opportunità a chi se le è meditate sul campo, dal lato può essere anche, come dire, motivo di piccola autocritica rispetto a qualche scelta che è stata fatta in passato, e poi, come dire, giustamente sei partito da Conor O'Shea è arrivato e avrà, come dire, il programma sicuramente in cui non può mancare come dire, la visione di ogni possibile candidato alla maglia della nazionale. Ecco, Alberto, della tua esperienza celtica, non so se ne abbiamo parlato l'anno scorso in breve, c'è qualcosa che recrimino, dici forse avrei potuto far meglio, visto che comunque di possibilità ce ne possono essere ancora? È capitata anche a Caffini, per dirti, no? Che era con te l'anno scorso, 2 anni fa, insomma. Sinceramente penso di aver fatto bene, di essermi impegnato. Dopo ci sono state altre cose che comunque succedono, altre scelte state fatte e io ho continuato comunque ad allenarmi bene, a fare il mio, dopodiché l'occasione è arrivata e non è arrivata, diciamo che gli ultimi mesi ero in panchina come 10-9, però non mi recrimino niente, penso di aver fatto le cose fatte bene e di essermi sempre impegnato. Ecco, è fondamentale essere anche su un carro vincente per avere la visibilità giusta di andare via. Sì, sicuramente. Ovviamente se una squadra gioca bene, fa risultato, e ovviamente c'è più visibilità rispetto a una che magari il giocatore su una un po' meno debole che si fa vedere di più, così balza più all'occhio, però su una squadra vincente è più facile. Ecco, quindi l'importanza anche della tua esperienza qui a Rovigo, ovviamente. Simone, da esperto di rugby quale sei? Abbiamo visto un po' le convocazioni, c'è solo Panico dell'eccellenza. Qualche giocatore che a te piace dell'eccellenza che vedresti bene comunque a quei livelli? Devo dire che non mi dispiacerebbe rivedere insomma, sia Bacchin sia Ragusi, che stanno comunque per ora mi stanno molto piacendo, e poi sono Petrarchino, quindi parto da lui. Insomma, un Luca Nostran secondo me potrebbe essere un elemento interessante. Mi ricorda un po', insomma, anche per il work rating, un Derbyshire primi tempi, insomma, è uno che fisicamente non ha probabilmente la taglia di altri giocatori a livello internazionale, però ragazzi, questo in eccellenza per ora insomma fa la differenza. Perché no, Alberto potrebbe essere comunque insomma un candidato, ma devo dire che mi è dispiaciuto che non sia stato, insomma, che non abbia potuto partecipare Buondonno, che è un ragazzo che quest'anno gioca in Celtic ma viene dall'eccellenza e viene dalla Serie A, che ha avuto dei problemi di tipo fisico, per cui non ha potuto rispondere alla convocazione. Per il momento insomma non saprei aggiungere molti altri nomi. Alberto, tu che sei praticamente a conoscenza di un lato e dell'altro lato, ma Nostran equivale a Padova, equivale a Edo Lubian a Rovigo? Nel senso, come tipo di fama, di approccio, sì, ma anche voglio dire di appeal, no? Di fascino sui tifosi. No, sui tifosi magari sì, però sono due giocatori secondo me un po' differenti. Edo ci vorrebbe 15 Edo in campo, un cane, lavora come un matto, ogni rack, ogni placcaggio. Luca invece belle mani, bella visione, fisico, anche lui placca, però un po' più mobile, diciamo. Può essere utilizzato un po' più a largo, un po' più completo, però Edo è un gran giocatore.
cloniamo Edo Lubian e cloniamo anche Luca Nostran, così per avere più giocatori possibili veneti in nazionale. Allora, noi andiamo a vedere le news dagli altri campi, poi ritorniamo per i saluti finali pre-derby. E sabato tocca al Viadana per una terza giornata che davvero potrebbe indicare la rotta realistica del campionato a marchio Lafert. Realistica per le ambizioni, realistica per la tara tecnica e di testa di un gruppo che sempre più pare prendere consapevolezza di se stesso e del proprio potenziale. Lasciando stare l'episodio di Piacenza dello scorso weekend, perché il trofeo eccellenza da queste parti non è mai stato un pensiero né prioritario né secondario, la vittoria netta con Mogliano all'esordio ed il pareggio forse addirittura stretto con i campioni d'Italia nella prima attesissima gara in casa dopo il trionfo di maggio, stanno costruendo le basi per la famosa stagione del salto di qualità, che dopo 2 anni consecutivi chiuso al quinto posto, il primo fuori dalla griglia dei playoff, va tradotta esclusivamente come accesso alle semifinali scudetto. L'arrivo di James Ambrosini da Treviso, promessa mai esplosa alla ricerca del se stesso perduto in 4 stagioni Benetton mai all'altezza delle aspettative, ha ridato la gestione tattica della squadra con gli equilibri che nella stagione di Matt Conwell erano uno dei punti forti del gioco bianco-celeste. Al suo fianco, gente con l'età, il fisico e la voglia di emergere, giocatori come Lupini, come Zanno, come Falsaperla, ma soprattutto come Dario Schiabello, un vero e proprio tornado al Battaglini con le 2 mete di intercetto che hanno caricato squadra e ambiente come non capitava da tempo, ma soprattutto atleta nato e cresciuto nel vivaio, figlio di un club che proprio sullo sviluppo dei propri talenti e sul senso di appartenenza ha fondato una precisa identità societaria. Viadana arriva dal successo importante contro le Fiamme Oro di coach Casellato, squadra tra le favorite per i playoff, avendo perso la prima in casa del Petrarca al termine di una gara comunque ben giocata. Tecnico Ansel dovrebbe puntare su un 15 molto simile a quello sceso in campo a Rovigo, con il probabile ingresso dal primo minuto del tallonatore sudafricano Bauer, già impiegato a Piacenza domenica scorsa. Si gioca per l'ultima volta alle 16 agli ordini del romano Mecconi, poi scatterà l'orario invernale, anche se a San Donà tutti sperano di poter continuare a vedere il sole per molto tempo ancora. Ciao a tutti gli amici di Rugby House, torna finalmente il campionato di eccellenza dopo la sosta per le coppe europee per il trofeo eccellenza, Coppa Italia che ha visto scontrarsi le 2 romani in un derby abbastanza acceso, non bellissimo diciamo, che ha visto però la squadra Cremisi, le Fiamme Oro, portare a casa la vittoria. Ennesima sconfitta quindi per la Lazio, che però a questo punto non può proprio più sbagliare, affronta all'acqua acetosa i Lions di Piacenza con in gioco punti davvero molto importanti in chiave salvezza, anche perché l'altra romana, le Fiamme Oro, andranno a giocare a Reggio e quindi potrebbero regalare con una vittoria un sorriso alla squadra biancoceleste, che così staccherebbe 2 importanti pretendenti in chiave salvezza. Che dire, è un momento delicato per la squadra di Montella, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché finora ha raccolto solo sconfitte. In casa Lazio però si è particolarmente positivi, si lavora sempre con grande attenzione e con uno sguardo rivolto verso i tanti giovani che compongono la rosa. Un saluto a tutti e alla prossima. Ultime battute di Rugby House pre-derby. Simone, non ti chiedo un pronostico, non è da noi chiedere pronostico, però che partita sarà? Io dico che sarà più spettacolare dell'altra, perché conto molto, e qui insomma da Petrarchino penso valga questa affermazione, sulla voglia di rivalsa del Rovigo. Sono certo insomma che il Petrarca dovrà sudarsela fino in fondo, dimostrare se veramente è quella squadra che vuole puntare ai vertici e che vuole rimanere insomma al passo del Calvisano. Alberto, che partita sarà? Partita molto tirata e molto bella, spero, con tanta voglia da parte nostra di rifarci, e quindi nient'altro. L'augurio è quello di vedere tanto rossoblù a Padova, che ci sta anche bene, dona, no? Fa proprio piacere. Andiamo a sostenere i bersaglieri nel Derby d'Italia sabato fra 2 giorni, mi raccomando, è fondamentale supportare la nostra squadra. Grazie Alberto per essere stato con noi. Simone, è sempre un piacere. Grazie, è sempre un piacere per me. Buonanotte, ci vediamo sabato.